venivano accompagnati non solo a messa ma anche durante il corteo nuziale. Questa era una pratica che è stata notata anche da tantissimi scrittori che hanno lasciato le loro testimonianze, scrittori del Settecento e dell'Ottocento, e avevano notato proprio il suonatore che precedeva il corteo nuziale. Siamo stati invitati da un ragazzo che aveva iniziato a suonare le launetas qualche anno fa, poi insomma per qualche motivo non aveva proseguito e ha invitato proprio noi per suonare le launetas durante la marcia. Una marcia nuziale, S'accompaggiamenti di sposo, su del Ben Sardo, è registrata nelle registrazioni del Benzon da Antonio